Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Salute e Benessere. Vediamo subito chi sono i nostri ospiti di oggi. Con noi in studio la dottoressa Marica Verren, che è responsabile della struttura operativa semplice di cardiologia riabilitativa del Gervasutta di Udine. La salutiamo, buongiorno dottoressa Verren, grazie per essere qui e salutiamo anche, perché abbiamo in collegamento via Skype, il dottor Antonio Di Chiara, che è direttore della struttura operativa complessa di cardiologia degli ospedali di San Daniele e di Tolmezzo. Buongiorno dottor Di Chiara, tutto bene? Anche lei? Buongiorno. La vediamo benissimo, è a Tolmezzo in questo momento. Sì, sono a Tolmezzo. Buongiorno a lei, dottoressa, e buongiorno dottoressa Verren e a chi ci ascolta. Bene, allora, dobbiamo spiegare perché sarà coinvolto anche il dottor Di Chiara, perché c'è un lavoro di insieme. Il dottor Di Chiara ci parlerà di telemedicina e poi ci illustrerà bene un progetto particolare, al quale appunto entrambi i cardiologi stanno lavorando, hanno lavorato. Perché noi pensiamo, ad esempio, al Gervasutta, in riabilitazione. Tante persone nel periodo appunto di pandemia non possono stare insieme nella stessa palestra. E allora i due cardiologi hanno pensato di lavorare in un certo modo. Già un anno fa ci eravamo sentiti proprio per parlare di questo progetto che poi si è sviluppato ulteriormente. Raggiungere direttamente i pazienti a casa e far seguire e far eseguire determinati esercizi che possono servire appunto al loro mantenimento. Parliamone insieme. Ecco, io ho fatto tutto questo preambolo per spiegare, per scendere, poi adesso scendiamo nei particolari. Sì, grazie di questa opportunità, perché effettivamente questo progetto è un progetto molto bello. È partito effettivamente un anno fa, quando ci siamo trovati in questa pandemia, in cui ci siamo trovati da un giorno all'altro a chiudere la palestra e a poter vedere i pazienti solo per le visite strettamente necessarie. La cardiologia riabilitativa non ha mai chiuso, però sicuramente tutto quello che facevamo con il paziente, le sedute di ginnastica in palestra con 12-15 pazienti, le lezioni che facevamo di educazione sanitaria sempre in palestra con 35-40 pazienti alla volta, ovviamente non abbiamo più potuto farlo. Quando ci siamo sentite un anno fa, effettivamente noi abbiamo cercato subito di attivarci pubblicando sul sito aziendale i nostri video di attività fisica che facevamo in palestra, in modo da poter dare al paziente l'opportunità, dopo un'educazione riguardo all'utilizzo di questi video, l'opportunità di poter fare attività fisica a corpo libero a casa oltre che a camminare. Quando abbiamo riaperto, anche la riapertura ci ha comunque posto dei limiti, non abbiamo potuto riprendere quello che facevamo prima. Ora noi in palestra riusciamo a mettere 4 pazienti alla volta e quindi siamo partiti con il progetto che in realtà su cui avevamo parecchia esperienza, che è la Home Rehabilitation, che prevede sostanzialmente alcune sedute di ginnastica in palestra in cui il paziente viene educato a che cosa fare a casa, seguito da una serie di telefonate settimanali da parte del personale infermieristico a domicilio del paziente, quindi la telemedicina sostanzialmente, fatte con telefonate. La parte educativa, che è altrettanto importante, perché ricordiamo che la riabilitazione, parliamo di riabilitazione e di prevenzione, perché la riabilitazione ha l'obiettivo di ridurre gli eventi, non solo la disabilità, migliorare la qualità di vita, ma anche la sopravvivenza. E la prevenzione, come spesso cerchiamo di spiegare al paziente, lo fa il paziente, ma deve essere educato alla prevenzione, stile di vita, alimentazione, l'aderenza alla terapia, è fondamentale. Non potendo più fare degli incontri di 2 ore e mezzo con questi pazienti, noi al momento facciamo dei piccoli incontri a piccoli gruppi dopo le sedute di ginnastica con i pazienti, ma ovviamente non sono le lezioni di allora. Ed è proprio in questo contesto che, parlando anche col dottor Di Chiara, che si occupa di riabilitazione a Tolmezzo e a San Daniele, abbiamo detto abbiamo la necessità di condividere, perché non usare sempre il sito aziendale e crearci un portale dove mettere, oltre ai video di attività fisica, le nostre lezioni, tutta i nostri opuscoli, la nostra documentazione, fare anche un sito di telemedicina, rispondere ai pazienti. E io credo che su questo ovviamente il dottor Di Chiara, che è stato l'ideatore proprio della struttura, è giusto che sia lui poi a spiegare il portale e a parlare un attimo di telemedicina.
Ecco, volevo, prima di collegarci appunto con il dottor Di Chiara, ecco, volevo capire, i pazienti come accolgono questo progetto? C'è partecipazione? Lo vivono bene? Diciamo È che chiaro che preferiscono magari in presenza, però insomma allora, anche così... il portale non è ancora ovviamente attivo, Sì. però l'esperienza che abbiamo avuto in Sì. questi mesi è di un'estrema, un atteggiamento assolutamente positivo dei pazienti rispetto anche al fatto di vedere i video, Sì. di seguire a domicilio, sono molto contenti e abbiamo già avuto la sensazione che il paziente, potendo accedere anche da casa, è anche più aderente nel tempo, perché spesso la riabilitazione viene visto come un periodo. Sì. Inizia, fanno le loro sedute, le loro lezioni, ma poi è un'esperienza che finisce. Avendo la possibilità di continuare a casa, la sensazione è veramente che questo possa ulteriormente migliorare l'aderenza nel tempo all'attività fisica e anche alla parte educativa. E credo che sia un'opportunità, come sempre lo sentiamo spesso dire in questo periodo, diciamo che le cose, le difficoltà ci portano spesso a migliorare i nostri percorsi e a avere nuove occasioni effettivamente, e questo io credo che lo sia veramente. Ecco, allora colleghiamoci proprio con il dottor Di Chiara. Eccoci, siamo nuovamente da lei. Lei deve illustrarci praticamente come funziona questo portale, no? Sì, ci arrivo subito. Tutti gli strumenti di telemedicina sono estremamente utili nella nostra regione, in particolare nelle aree collinari e montane dove la popolazione è sparsa. Il Covid poi ha fatto sì che ci siamo dovuti inventare qualcosa e dall'anno scorso, durante il lockdown di marzo e aprile, abbiamo investito molto anche su mandato della Regione nel proseguire una parte di attività sui pazienti cronici in telemedicina. Quindi sia la parte infermieristica che la parte clinica medica sono state effettuate su pazienti stabili con strumenti di telemedicina. E questa era una premessa necessaria. Io adesso, se siete d'accordo, vi faccio vedere, passo a farvi vedere la realizzazione del portale. Sì, anche perché così uno si fa un'idea, magari vedendo, no, come funziona, riesce anche a seguire da casa più facilmente, no? Sì, dottor Di Chiara, pendiamo dalle sue labbra, come si suol dire. Comunque verrà fatto comunque un opuscolo rispetto a questo progetto di presentazione. Ecco qua. Ah, ecco, ci sarà anche un opuscolo. Sì. Prego. Allora, il portale è in questo momento su, come si suol dire, in linea, quindi è funzionante. Sentivo dire la parola opuscolo. Ovviamente deve essere introdotto ai pazienti che non hanno 20 anni o 30 anni, ma hanno da 60 anni in su, deve essere introdotto in maniera adeguata, quindi attraverso una guida cartacea che noi abbiamo pensato possa essere un opuscolo. Tutto quello che vedete è stato realizzato con il dottor Stefano Aristelli dell'URP del Santa Maria che segue queste cose da tempo, quindi c'è una professionalità importante dietro ed è articolato nelle sezioni. Gli esperti rispondono, le classiche domande e risposte, in questo momento popolato da domande e risposte diciamo tradizionali, ma in un secondo momento sarà possibile rivolgersi direttamente a infermieri e a medici. Nella sezione delle lezioni, la sezione delle lezioni raggruppa tutto il materiale che al Gervasutta e nella sede di Tolmezzo viene utilizzato per le lezioni di riabilitazione e prevenzione cardiovascolare. Tutti questi pazienti devono essere pazienti, come si suol dire, devono diventare pazienti esperti. Nelle malattie croniche questo è un mantra, cioè così come noi abbiamo in cura la manutenzione degli elettrodomestici della propria autovettura, i pazienti devono avere la manutenzione in parte o conoscere l'ABC della manutenzione del proprio corpo. Questo nelle malattie croniche è fondamentale. Quindi vedete
come ci sono tutte le lezioni principali che vanno dalle introduzioni ai segni e sintomi, anatomia. Sì, sì, vedo, dolore c'è toracico. praticamente tutto, anche gli aspetti psicologici stavo vedendo, perché anche quelli sono Sì. importanti, no? E in ultimo anche Anche- un cavallo di battaglia Sì. di Eservasuta, che è cavallo di battaglia nel senso che è storico questo loro approccio, perché richiede conoscenze molto, molto specifiche, alta professionalità sull'attività fisica e sessuale nel cardiopatico. Quindi questa è la parte sì. delle lezioni, ci sono filmati, diapositive, ed è una sezione che ovviamente verrà arricchita col passare del tempo. Beh, è un grande lavoro Sì, il bello. vostro, no? Un grande lavoro e io spero che coinvolga appunto tutte le persone che hanno bisogno di essere seguite, no? Anche in questo senso. Tanto più che in tempi di Covid, come diceva giustamente il dottor Di Chiara, è difficile seguire, no? Diventa tutto più difficile e quindi con questo sistema si possono seguire i pazienti a distanza. Sicuramente. Sempre che la zona sia coperta, sempre che la zona sia coperta, perché no, zona cioè montagna, ci sono Certo. ancora problematiche, penso, no? In Sicuramente, alcune ma diventa proprio uno strumento anche per Sì. una nuova riabilitazione Certo. cardiologica, perché anche quando passerà, e passerà questo periodo, speriamo, Eh. diventerà sicuramente uno strumento che sarà ancora utile, Certo. perché riusciremo a riorganizzare anche la nostra offerta sfruttando insomma questo sistema ed è fondamentale. Quindi è anche da sfruttare questo sistema anche per altre patologie, per altre problematiche. Sicuramente. Non posso fare altro che ringraziamo a distanza, vediamo se lo possiamo salutare, il dottor Antonio Di Chiara. Ci siamo? C'è? Non c'è? Io ci sono e Ecco. vi saluto. Grazie per essere stato con noi. Ciao. Vedi che termino la condivisione dello schermo, così. Vediamo, dov'è? Eccoci, Eccoci. eccoci. La ringraziamo, dottor Di Chiara, per essere Grazie stato a con voi. noi. Magari fra un po' ritorniamo a parlare di questo progetto, di come sta andando. Volentieri. Ringrazio Sì, anche volentieri. la dottoressa Marica Verren. Grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo giovedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci.